Perché raccontare FIAI per Veneto con una raccolta di contributi? Beh, io sono orgoglioso e anche emozionato da questo lavoro che ne è venuto fuori, che racconta 2 anni del nostro lavoro importante sul territorio, racconta cosa abbiamo fatto non soltanto per noi stessi, ma per tutti gli agenti immobiliari, ma anche per la collettività. Un libro che inizia con una presentazione del nostro Presidente nazionale che ha riconosciuto il valore di questo grande lavoro che è stato fatto e per questo anche lo ringrazio. Perché abbiamo voluto fare questo libro? Beh, ci sono stati 3 motivi più importanti. Il primo per lasciare una testimonianza a chi verrà dopo di noi. Non l'abbiamo fatta per noi stessi, altrimenti sarebbe soltanto ego, ma l'abbiamo lasciato come una testimonianza per chi verrà dopo di noi, perché da questo punto possa cominciare e continuare a lavorare, fare meglio e di più di noi. Questo sarebbe il nostro obiettivo, sapere che questo possa aver aiutato chi verrà dopo di noi a fare meglio di noi, questa sarebbe la nostra più grande soddisfazione. Qualcuno ha detto infatti che non c'è vero successo se non c'è successore e noi questo lo sposiamo in pieno. Il secondo motivo per cui abbiamo fatto questo è proprio per gli associati, per far vedere cosa abbiamo fatto e cosa loro possono fare e noi speriamo con questo lavoro di trasmettere anche dell'entusiasmo ai nostri colleghi, ai nostri associati, far comprendere quanto è importante il loro contributo affinché dopo di noi ci sia qualcuno che possa portare avanti con etica, con professionalità questa attività che noi abbiamo svolto. In terzo poi, proprio per l'utente finale, per il cliente, per far comprendere che tutto ciò che facciamo sia il nostro lavoro, sì lo facciamo per noi, ma noi riteniamo di essere utili, di fare anche un servizio sociale, entriamo nelle case, comprendiamo quali sono i loro bisogni, le loro necessità e col nostro lavoro cerchiamo di aiutarli a risolvere ogni loro problema e a realizzare anche ogni loro desiderio. Per questo per noi è stato importante raccontare ciò che abbiamo fatto, per essere vicini agli associati, a noi stessi, ma anche al cliente finale. Il comitato esecutivo è l'organo federativo nazionale che decide dalle impostazioni e gli indirizzi politico-sindacali e anche pratici per il nostro lavoro. Oggi avere qui quindi nella nostra presenza, nella nostra regione, il comitato esecutivo ci dimostra che il nazionale, la direzione, non è lontana dai bisogni del territorio, ma vive sul territorio, vuole capire e sapere quali sono le nostre necessità per tradurle poi in proposte da portarle alla politica affinché possiamo ottenere delle leggi e delle normative che ci aiutino ad eseguire bene il nostro lavoro con tranquillità, professionalità e soprattutto per essere d'aiuto al cittadino, al cliente finale.